Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Terapia al Teatro Golden di Roma con Gianni Ferreri, Daniela Morozzi, Giancarlo Ratti, regia Augusto Fornari. Terapia racconta le vicende di due coniugi, Ninì Serpiello, Gianni Ferreri e Lucia Montello, Daniela Morozzi, in terapia di coppia per cercare di salvare il loro matrimonio dal dottor Mauro Angeli, Giancarlo Ratti. Ascoltiamo l'intervista con i protagonisti. Terapia è una brillante, frizzante commedia dove però si riflette anche molto, e qui abbiamo la coppia che si fa consigliare da uno psicoanalista che però ha qualcosa da nascondere. Che cosa accade? Dunque, questa è la storia di una coppia appunto leggermente scoppiata, come accade ormai alle soglie dei 50 anni a diverse coppie che vanno appunto in terapia di coppia da uno psicologo e lo psicologo sta vivendo più o meno la stessa condizione con la sua moglie, e da lì si scatena una serie di eventi molto divertenti. Com'è tua moglie? Perché andate dallo psicoterapeuta e che cosa vi consiglia? Diciamo più che altro per moda, perché lei glielo ha consigliato un'amica sua che dice no vai in terapia, non ti preoccupare che è molto bello, e lei mi convince ad andare in terapia. Io sono più pragmatico, devo risolvere i problemi che ho al lavoro e quindi ci vengo un pochettino di malavoglia. Infatti c'è anche uno scontro con il dottore che gli spiegherò insomma che non è che ci creda moltissimo a questo, però poi alla fine pare che la cosa funzioni. Lo psicologo aiuta, dà dei consigli e capisce quelle che sono un po' le loro dinamiche. Io, se potessi dire, o anzi se volessi dire una cosa, dirò ai nostri amici che consiglio la visione di terapia perché si fa in tempo a tornare a casa a vedere i bellissimi di Rete 4. È uno spettacolo che ha il dono è conciso, è breve, è intenso, si ride, si riflette, come dice giustamente la nostra amica, e un po' spunta anche qualche lacrima, qualcuno che si sente colpito dai problemi di questa coppia molto simpatica ma anche molto vera, molto credibile. Vi aspettiamo, perché essere al Golden un po' è come essere a casa. Ma allora se devo stare a casa, ma perché devo pagare il biglietto per andare a vedere tre disgraziati alla soglia dei 50? Una volta io gli dissi che non mandavo e lui, ma come? Ci andiamo ogni domenica. Appunto, proprio perché ci si va ogni domenica, no? Le domeniche, le feste comandate, le feste non comandate. Dottore, non c'è pezzo, siamo sempre a casa dei suoi genitori. Dove si va a mangiare domenica? A casa di mamma e papà. Cioè, lui è molto legato ai suoi genitori. No, lui è troppo legato ai suoi genitori, e i suoi genitori sono troppo legati a lui. Sono legatissimi in quella casa, dottore. La coppia si è rivolta, dopo aver tentato di risolvere con altri terapisti, al dottor Mauro Angeli, Giancarlo Ratti, stimato psicologo del settore, considerato un salvacoppie per l'alta percentuale di successi delle sue terapie. Ma i Serpiello non sanno che proprio in questo periodo anche lo psicologo vive una gravissima crisi matrimoniale. Cosa può accadere se i problemi della coppia si intrecciano con quelli dell'analista? Fra equivoci, litigi, svelamenti e tenerezze, Terapia affronta, in chiave comica ma non superficiale, il matrimonio attraverso un viaggio analitico da Freud alla sfogliatella napoletana. Senti, ce lo dici un difetto ed un pregio? Beh, lui ha un sacco di difetti, il primo di non ammettere di avere dei problemi, mentre il mio pregio secondo me è quello di essere arrivata a una consapevolezza che forse dobbiamo chiedere una mano a qualcuno per riuscire a ritrovare, a rinnovare questo rapporto che ormai insomma, come dire, abbiamo perso di vista, che si è sfilacciato. Il mio difetto, se vuoi, è quello che, come dire, forse a volte di un'eccessiva logorrea. Invece per te? Un pregio e di difetto di tua moglie, ovviamente, il personaggio. Cioè è complicato. Il difetto sì, sicuramente è logorroica, è un personaggio molto logorroico. Poi lei diceva che Serpiello non ammette di avere dei problemi, però il dottore glielo dice se suo marito non sa di avere dei problemi vuol dire che insomma non è colpa sua, visto e considerato che non lo capisce. Il mio difetto sì, quello di essere probabilmente un po' superficiale sotto questo profilo qua, però sono anche una persona più pragmatica rispetto a lei, più razionale. Ecco. Invece la novità della commedia qual è? Perché
si è navigato molto su terapia di coppia, si è navigato molto dal cinema al teatro. Qual è la novità di questa commedia in genere? La novità è che io sostituisco l'attore principale, ovvero sia Roberto Nobile, che ci ha lasciato nel senso buono della parola. Cioè, Perché è uno degli autori, sta con Silvio Orlando, sta molto meglio di noi. Io vorrei dire una cosa, io sono molto contento di questo spettacolo perché per la prima volta in vita mia sento dire che si dice solfatara. Ecco, all'interno di queste dinamiche personali io chiedo ai miei pazienti di portare delle domande serie. è interessante vedere come risponde in maniera frivola. Io pensavo che si dicesse zolfatara, perché io ho sempre creduto che ci fosse l'estrazione dello zolfo, e invece mi hanno insegnato, e quindi ho imparato che d'ora in avanti io nella vita potrò dire no, ma noi siamo stati alla solfatara di Pozzuoli. Sua moglie sostiene che lei sia troppo dedito al lavoro. Sì, vabbè, tutto quello mia moglie si lamenta sempre perché secondo lei vendere le scarpe è come vendere, che ne so, le patate, va. Non le piacciono le patate? Che cos'è per lei vendere le scarpe? E tutto, le scarpe sono le scarpe. E tu come dire? La scarpa serve per camminare, non so se mi spiego, tutto. Camminare, muoversi nel mondo. Dalla scarpa io riesco a capire esattamente una persona com'è, se è simpatico oppure no, se è socievole, se c'ha amici. Questo è molto interessante. Rispondendo in pieno alle attese, il simpatico spettacolo offre un sano divertimento con l'opportunità di riflettere su eventi ormai all'ordine del giorno. La collaudata e inossidabile coppia di attori Gianni Ferreri e Daniela Morozzi riporta sulla scena Terapia che vedeva con loro Roberto Nobile, suo il soggetto della commedia. In questa nuova edizione il ruolo dello psicologo è di Giancarlo Ratti ed è proprio lo studio del dottor Angeli la location della commedia, ma il terapeuta di coppia è alle prese con la crisi dei coniugi e contemporaneamente con la propria, ormai al capolinea, storia di marito e padre. Però è un trio veramente collaudato, perché in ogni spettacolo c'è qualcosa di nuovo da scoprire per lo spettatore. Come fate a rinnovare i vostri personaggi? Ma secondo me intanto vabbè, i personaggi si rinnovano spesso anche con i testi, no, che ti vengono proposti, quindi in questo diciamo che questo spettacolo secondo me rispetto a tanti altri spettacoli, io ho fatto soprattutto con Giancarlo abbiamo avuto un'esperienza l'anno scorso che è stata bellissima, si rinnovano perché noi stiamo talmente tanto bene insieme che ogni volta davvero viviamo le cose nonostante ci si conosca, si stia insieme, ci si voglia bene, sappiamo i difetti, però accettiamo sempre di rimetterci in gioco e questo ci permette forse di crescere insieme continuamente, cioè non è una cosa che facciamo ognuno per conto suo, no? Ma è talmente affiatato e siamo talmente felici anche di lavorare, di condividere, che davvero secondo me quello dà quel valore aggiunto, cioè le persone poi alla fine degli spettacoli vengono e spesso dicono Madonna siete belle insieme. L'anno scorso quando abbiamo fatto insieme Cena con sorpresa è nata al di là dell'amicizia anche una intensa stima per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, cioè durante il corso dell'anno ci siamo sentiti, io con Gianni, una frequentazione telefonica quasi quotidiana per parlargli, siccome lui è uno che nella vita risolve i problemi e invece io non so fare nulla, allora oggi l'ho chiamato per chiedergli una cosa sul bagno e quindi devo dire, quest'anno, mai come quest'anno, io ho veramente bisogno di loro due perché sostituire un attore come Roberto Nobile per me non è stato facile, perché Roberto ha il dono di essere molto credibile e soprattutto, essendo una persona colta e intelligente, non ha bisogno di fare uno sforzo per essere, come dire, autorevole. Invece io tendenzialmente nella vita sono una specie di cialtrone, una brighella della situazione e quindi se non fosse stato per loro due credo che non so se ce l'avrei fatta. Perché io posso telefonare la notte e posso dire io stamattina non vengo perché mi sento costipato. Anche perché dopo conoscendomi per quanto sono preciso, io mi manderei la visita fiscale da solo. Come piccolo esempio, faccio un altro esempio. Lei ha spostato il team.
Ma ha spostato anche i fogli, la cartellina, l'agenda. No, solo per capire, vi domandavo, perché non ha spostato, per esempio, che ne so, le penne che sono al centro? La commedia non scade in facili umorismi, ma si basa su una comicità raffinata. E la risata affiora gradevolmente tra le paure e i meccanismi mentali di ognuno di noi, riconoscibili nella storia rappresentata. Un umorismo colto e ricco di dialoghi. La risata diventa così sapiente mezzo che spezza le tensioni tra i coniugi in terapia e il loro psicologo. Una terapia a specchio, dolorosa ma necessaria. Una commedia ben interpretata con mirabili tempi comici. Scritta da Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia, Roberto Nobile e Vincenzo Sinopoli. La battuta che preferisci, il pezzo più bello qual è? Il pezzo di quando entriamo insieme io e lei, perché lui ci vede prima separatamente e poi dopo insieme, e da lì, dal gioco dei ricordi, quindi ognuno di noi porta un oggetto che ha un significato, e da lì parte tutta una situazione che ha a crescere ed è molto divertente. Facciamo un gioco. Adesso magari vi propongono di diventare direttori artistici di Rai 1. Che cosa fate a bruciapelo? Cioè che cosa magari eliminate oppure come Eliminate la Rai. Eliminate tutto. Cosa salvate o cosa eliminate? La Rai io salvo Mannoni perché mi fa impazzire, Linea Notte mi fa impazzire, salvo Report, salvo Presa Diretta, sì, ma anche o se darei la direzione della Rai alla Gabanelli. adoro Iacona, quindi diciamo sull'informazione devo dirti che secondo me hanno dei punti fermi. Un tipo di informazione, non tutta l'informazione. No. E porterei più teatro, non c'è. Ma non lo dico perché io lo faccio, credo che sarebbe davvero importante, secondo me, riproporre il teatro in televisione, capendo anche come proporlo, come girarlo, perché non c'è e spesso i ragazzi non ci vanno. E questo è sempre tardissimo la sera, quando proprio insomma, ci sono poche persone ancora a vedere, e sono sempre le stesse cose ormai viste, riviste, non c'è voglia di rinnovarsi, di far vedere idee nuove, strutture nuove, niente. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. vi aspettiamo davvero, noi siamo qui fino al 14 maggio, io spero che veniate, aspettateci alla fine dello spettacolo in questo spazio, perché noi usciamo, il rapporto col pubblico alla fine è sempre una cosa che ci piace, che chiediamo, e quindi vi aspettiamo per conoscerci. Aspettateci, perché poi andiamo tutti insieme a vedere. La porto via, ciao, è stato bello. Che cos'è il confine? Per lei, signor Serpiero, cos'è il confine? Che cos'è il confine? Di parole sue. Il confine È molto semplice, lei mi dice dove è il confine, mi dica cos'è per lei il confine, signor Serpiero. Allora, il confine. Parliamo del confine. Secondo lei... Ho capito, dottore, piano piano però. Non dire avanti, che è un'interrogazione, noi siamo a scuola media. No, nessuno la interroga, solo per capire. Una parola assume un significato. Al Teatro di Cagno, 25esima edizione di Spettacolando, concorso per giovani talenti. Sicuramente Spettacolando è un'ottima opportunità per poter provare dal vero che cosa vuol dire recitare davanti a un pubblico variegato di persone, farsi conoscere, mettersi alla prova con le proprie capacità e quindi capire anche se questa è la strada che si vuole intraprendere. Quindi indubbiamente bisogna cercare di incentivare le iniziative di questo tipo. Io mi permetterei anche di aggiungere qualcos'altro. Intanto un fatto legato alla sensibilità o all'empatia, no? E poi mi permetterei due, se vogliamo, più che requisiti, suggerimenti. Uno è quello di saper ascoltare, perché di solito gli attori sono così egocentrici, presi da se stessi, che sono incapaci di ascoltare chi magari in quel momento recita accanto a loro. Devono essere, come dire, vulnerabili. La qualità dello scrivere oggi è prima di tutto la comprensibilità. Poi ci sono i contenuti, che uno può scrivere chiaro, ma può scrivere di cose fasulle, diciamo, no? O può avvitarsi intorno alle parole e non dire nulla. Quindi è importante vedere se sotto le parole c'è la sostanza, cioè i valori, i messaggi, quello che lo scrittore vuole dire. E poi c'è la forma, che è la cosa più bella, e quella è l'arte. Parliamo dell'ultimo lavoro di Branca Tragni, in due parole, di cos'è? Gli ultimi due, perché l'ultimo è un piccolo libro ma prezioso,
che parla di un gioiello pugliese che quasi nessuno conosce. Se io chiedo ai telespettatori, conoscete Santa Maria del Casale di Brindisi, sono sicura, perché l'ho già sperimentato, che il 90% mi dirà di no. E infatti è una piccola chiesa ma preziosissima, del 1300, coperta di affreschi, tutti giotteschi, pensate, una chiesa dove si fece il processo ai Templari del Sud. Il penultimo invece ci tengo molto perché riguarda i Sassi di Matera. Io sono riuscita, grazie alle memorie di famiglia e ai miei studi, a ricostruire la vita dei poveri, la vita dei ricchi, degli aristocratici, dei borghesi, dei militari, fino al 1945, cioè la guerra mondiale. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.